Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli, e se sei un tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente. Di quelli che fanno accelerare il cuore e tenere gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più fresche e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di tuffarci in questo argomento elettrizzante, lascia il tuo like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando dietro le quinte del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe essere una mossa storica per il futuro della squadra. Secondo il giornalista Gerardo Fasano di Ruleta Sport, il Napoli resta attivo sul mercato. Ma le priorità sono cambiate dopo la vittoria contro il Sassuolo. La ricerca di un centravanti è l'obiettivo principale. Ma il club non esclude nemmeno di rinforzare il centrocampo. Diouf sembrava molto vicino a vestire la maglia azzurra, ma la trattativa si è raffreddata per varie ragioni. Incluso il rinnovato interesse per Elgif Elmas, che può ricoprire più ruoli. La grande novità, però, è il ritorno del nome di Yunus Musa nell'agenda. Il centrocampista americano del Milan è di nuovo nel mirino del Napoli e, secondo Fasano, il Milan avrebbe già iniziato a cautelarsi, monitorando Adrien Rabiot come possibile sostituto. Allegri avrebbe persino avviato i contatti con il francese per valutarne l'arrivo in rossonero. Il che potrebbe aprire la strada a trattative che coinvolgano Musa. E ora, tifoso del Napoli, vogliamo sapere. Musa sarebbe il tassello ideale per dare più forza e versatilità al nostro centrocampo? E il ritorno di Elmas, lo approvi? Scrivilo qui sotto nei commenti e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, sostieni il nostro lavoro con un super thanks per continuare a portarti le notizie più calde sul nostro amato club.